Conclude gli interventi il comandante delle Forze Operative Nord, generale di Corpo d'Armata Amedeo Sperotto. Buongiorno a tutti quanti, mi unisco a chi mi ha preceduto nel rivolgere un caloroso saluto e un sentito ringraziamento a nome del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito che oggi rappresento, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, alle autorità civili, religiose, politiche, militari, ai radunisti e a tutti i cittadini vittoriesi che con la loro presenza testimoniano non soltanto la vicinanza all'Esercito, ma soprattutto a quei valori di amicizia, di reciproca stima, di collaborazione fondamentali per creare le giuste sinergie tra le istituzioni. Un fraterno abbraccio ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia e a tutte le associazioni combattentistiche d'arma qui presenti. Voi costituite l'anello di congiunzione tra passato e presente, tra quei valori, per quei valori che il generale Bertolini ha voluto sottolineare. Voi siete i preziosi custodi delle nostre tradizioni. Un pensiero sentito va a tutti i militari caduti per la patria, a loro e alle loro famiglie che giorno dopo giorno, con profonda dignità, ma anche grande compostezza, convivono con l'immenso dolore della perdita per i propri cari. A loro tutta la più sincera ed affettuosa vicinanza della grande famiglia dell'Esercito. Esercito che porterà sempre impressi nel cuore e nella mente i volti di coloro che non ci sono più. Essi sono qui rappresentati dalla bandiera di guerra dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti, davanti al quale mi inchino deferente. Ma un pensiero va anche a coloro che, seppur senza indossare una divisa, si sono strenuamente opposti agli invasori per difendere la nostra patria, la nostra terra. Le onorificenze apposte sui gonfaloni qui davanti ci ricordano chi si è sacrificato per questo. Questo 28° raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia non può prescindere dal ricordo dei fatti d'arma che 100 anni fa sancivano la fine del primo conflitto mondiale. Prima guerra mondiale che il nostro Paese, e soprattutto per le popolazioni trevigiane interessate in prima linea dall'occupazione austro-ungarica, ha significato e portato sofferenze, lutti, la perdita delle proprie case, esodo, la perdita delle proprie terre. Ma tante sono state le gesta eroiche che con il passare del tempo si sono anche ammantati di romanticismo. E qui vorrei ricordare i vittoriesi Alessandro Tandura e Maddalena Peterle, senza nulla togliere alla sorella Emma. Lui, giovane tenente degli Arditi, seppur privo di addestramento specifico, come è stato detto, non esitò a lanciarsi oltre le linee nemiche, impiegando per la prima volta nella storia il paracadute come strumento operativo. Lei, fidanzata prima, moglie poi, collaborò con lui a rischio della propria vita in attività che si rivelarono successivamente significative per gli esiti del conflitto. E qui permettetemi di uscire da quello che sta scritto. Quando ho letto queste storie, quando ho cercato di capire il perché questi due giovani avessero un sogno, avessero la forza, il coraggio, la volontà per raggiungere i loro obiettivi, mi sono detto che se ci fossero bisogno di esempi oggi, loro lo sono, perché hanno saputo sognare, avevano un sogno e hanno lottato per il loro sogno, libertà, giustizia, la propria terra, la propria patria. La scelta della bella Vittorio Veneto come città di raduni del centenario non è casuale. Alessandro e Maddalena ben incarnano con le loro gesta i valori di una comunità, di un popolo, valori che sono proprio di vittoriesi,
e che, uniti a tradizioni tramandate dalle associazioni combattentistiche, sono i principi fondanti di uno Stato moderno, oltre che di un'efficiente forza armata, che continua anche oggi ad essere a servizio del proprio Paese. Oggi più di 10.000 soldati, uomini e donne, stanno servendo la patria in silenzio, con competenza e professionalità. Stanno pattugliando le vie e le piazze delle nostre città, stanno difendendo luoghi sensibili in Iraq, addestrando le forze di sicurezza in Afghanistan, Libano, in Mali e in Somalia, operando in Kosovo e fornendo supporto sanitario all'ospedale di Misurata in Libia. In questi anni, su tutto il territorio nazionale, si sono susseguite manifestazioni e eventi tesi a ricordare quanto accaduto tra il 15 e il 18. Abbiamo riscoperto volti e nomi di eroi le cui storie sono giaciute per tanto tempo tra qualche libro o in qualche museo. Abbiamo riscoperto la grandezza di cittadini i cui nomi erano solamente nomi su targhe di strade e di piazze. Ma è importante ricordare e porsi delle domande, chiedersi il perché certe cose sono successe, trovare delle risposte. Questa è l'unica strada per poter conoscere, avere delle idee, lottare per quelle idee, difendere quelle idee. E questo significa libertà. Non conoscere, essere ignoranti è il primo passo per non essere liberi. È inevitabile che quando i riflettori accesi nel 2015 per dare giusto risalto a quanto avvenuto il secolo scorso si saranno spenti, queste storie rientreranno nell'oblio. Spetta a noi far sì che questo non succeda. All'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, ma più in generale a tutte le associazioni combattentistiche d'arma, viene chiesto pertanto di tenere vivo questo ricordo, svolgendo un ruolo di collante imprescindibile tra le vecchie e le nuove generazioni, affinché questi riflettori non si spengano. L'affetto col quale sono stati accolti i baschi amaranto di ieri e di oggi cementa ancor più l'unione tra passato e presente. Ricordare il passato e custodirlo gelosamente per guardare al futuro con fiducia, ora come allora. Lo dobbiamo a chi ci ha preceduto e, come ha detto già Ale Bertolini, trovano riposo nelle stele e nei cimiteri. Sì, tutto compreso, il bene più prezioso lo dobbiamo a chi verrà perché non debba rivivere le buie pagine di 100 anni fa. Questa, secondo me, è la strada da percorrere, in cui l'attaccamento ai valori, alle tradizioni, all'etica, l'etica con la E maiuscola, deve essere corroborato dalla riscoperta di riferimenti essenziali del nostro operare, per comprendere che l'oggi è caratterizzato da una simbiosi tra valori immutabili, spirito innovativo, che mette sullo stesso piano l'uomo e la tecnologia, l'umanesimo e la scienza. Concludo ringraziando tutti i presenti, ma soprattutto i cittadini vittoriesi che hanno voluto essere vicini alle istituzioni rappresentate qui dai nostri parà di ieri, di oggi e di sempre. Viva la Folgore, viva le Forze Armate, viva l'Italia!